soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà, forte crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà, credi te. Bene cari amici, benvenuti a Golfo Aranci, qui in provincia di Olbia Tempio, per parlarvi di una manifestazione veramente importante. Qui alla mia sinistra innanzitutto siamo in compagnia del signor Giuseppe Chighini, mentre qui alla mia destra... Andrea Camaschella. Bene, Giuseppe, Golfo da Mare, cioè che cosa andremo a conoscere? Innanzitutto vogliamo praticamente ricordare che è la primissima edizione. È il caso di dire che, legandomi diciamo alla vostra associazione, c'è molto fermento qui in giro. Beh, a Golfo Aranci c'è fermento, è già stato un format usato qua a Golfo Aranci. Adesso abbiamo evoluto il nome con piatti tipici, più birra, più tradizione, e andiamo a riscoprire questo nuovo format che è appunto Golfo da Mare, piatti tipici e birre artigianali. Bene, per quanto riguarda diciamo, l'evolversi della serata, avremo diverse manifestazioni, oltre ai cibi e le bevande, si parlerà di musica, si parlerà di danze, ci saranno diversi costumi tipici praticamente in passeggiata qui lungo questo mare, con questo fascino del posto dove ci troviamo. Sì, una location spettacolare, bellissimo, un tramonto che rende tutto molto più scenografico. Avremo 2 giorni di eventi, sì, la serata di oggi prevede fra poco il gemellaggio con Ponza, Ventotene e Pozzuoli, quindi i gruppi folk, spettacoli artisti vari, un concerto jazz, poi per passare domani con la remata dei lancioni con i comuni della Gallura e una giornata dedicata ai bambini, all'intrattenimento, musica live e tanto altro. Bene, tanto altro, e adesso passo la parola praticamente al signore che è qui al mio fianco, che ci parlerà di birre artigianali a livello europeo, come lo stesso diciamo, rappresenta in tutto questo territorio. Beh sì, la Sardegna è uno dei fulcri della birra artigianale italiana e quindi oramai europea se non mondiale. Il livello italiano è molto alto e quello sardo insomma, sta facendo scuola a sua volta, quindi sono molto contento e ringrazio il Fermento Sardo per avermi chiamato qua in questo evento, veramente. Bene, giusto citare alcune tipologie di birre e soprattutto le gradazioni. Beh, che saranno presenti qua all'evento mi sembra di vedere un panorama molto eterogeneo, quindi dalla tradizione come dire, di lager che richiamano forse quelle più industriali ma fatte con il cuore, con l'anima del birrificio artigianale, a birre invece più magari che guardano tradizioni anglo-americane o belghe soprattutto, quindi c'è un po' di tutto. Ed è il bello di questi eventi, quindi avere un panorama completo, molto aperto, ci sono anche birre straniere, non solo sarde, e secondo me il confronto sarà molto bello e interessante per tutti. Bene, signori, non ci resta che andare a scoprire diciamo, questa tipologia di birre e soprattutto gli eventi che ci sono in questo posto, ripeto, molto fantastico, e grazie comunque sia della vostra disponibilità ed ospitalità ad Golfo Aranci. Grazie a voi, buon proseguimento. Sono qui a fianco diciamo, con Graziano, che è un grande estimatore e conoscitore di birra, se non sbaglio. Grazie innanzitutto della tua disponibilità. Sì, la mia passione nasce nel 2007 con la classica produzione casalinga, quindi il classico bidone, il classico kit, e poi piano piano è diventata proprio una passione molto forte che mi ha portato a diventare produttore in tutto e per tutto. Bene, nel caso di dire che alle tastiere praticamente hai delle tipologie di birre che adesso andremo a presentare. Innanzitutto, che tipo di birra mi hai versato? Allora, a te nella fattispecie ho versato un Imperial Pils Samorti Villosa, una Pils da 7 gradi e 1, bassa fermentazione, con l'utilizzo di lupuli americani. Io sono molto tifoso delle lupolature estreme e quindi anche in questo caso in una Pils, in una bassa fermentazione, ho voluto mettere
appunto la mia mano con questa lupolatura. Bene, mentre tu hai in mano un'altra tipologia di birra. Io invece c'ho una Pils, una Barrosa, una Pils classica da 4 gradi e 9, sempre a bassa fermentazione, anche qui con l'utilizzo di una serie di lupoli americani. Qui metto 3 lupoli americani. Bene, secondo te Graziano quanto riuscirai diciamo, a versare stasera di questi bicchieri? Ipotizziamo. Ma io spero tanto perché insomma qui è una buona piazza questa, qui si beve bene, bella gente e poi il fermento sardo ha un bel seguito in questa zona e quindi sono convinto che ci sarà molta gente tra oggi e domani. Bene, Graziano non ci resta che brindare e buona festa a tutti. A tutti. Sì. Anche quando avrai qualche certezza, sarà il coraggio a decidere. Allora, in questo momento siamo in compagnia con il signor, Morley Giuseppe. mentre qui a destra. Fabio Satta. Bene, qui da quanto mi sembra di capire praticamente si mangerà qualcosa, insomma state preparando che cosa qui all'interno di questo stand? Facciamo dei calamari con vino bianco e cipolla, il tipico piatto col farancino, eppure insalata di mare, insalata di polpi e abbiamo anche la diversità della carne, salsiccia, wurstel e pancetta e capocollo. Credi in te, Eccoci qui in compagnia con Fabrizio. Fabrizio, qui all'interno del tuo stand che tipologia di birre troviamo? Allora, noi abbiamo iniziato nel 2009 a fare birra artigianale, abbiamo il locale a Sant'Antioco e facciamo, diciamo, passiamo dagli stili belgi a quelli inglesi, facciamo un po' di cose miste e poi le reinterpretiamo sempre comunque a nostro modo. Bene, qui abbiamo esattamente Allora, 7 tipologie di birre. Siamo a 5 in questo momento, 2 sono vuoti, sì, anzi uno è vuoto. Abbiamo la Lido, la Flavia, la Triga, la Raiz, la Moresca e la Centesima, che sono praticamente le birre che noi abbiamo in catalogo tutto l'anno. Poi ci sono dei periodi in cui facciamo anche delle stagionali, però adesso abbiamo quelle, diciamo, base. Bene, attualmente secondo praticamente la tua idea, insomma, qual è la birra che va di più, diciamo, qual è quella più di moda e quella che praticamente è sbarcata, diciamo, nel mercato europeo? No, noi facciamo prodotto semplicemente per il consumo locale, quindi siamo in Sardegna, abbiamo qualche cliente fuori in Italia, ma niente di incredibile, noi puntiamo molto sulla Sardegna. I nostri prodotti più venduti sono sicuramente la Flavia, che è una birra da quasi 8 gradi, che viene molto apprezzata, è stata anche prima birra in Italia nel 2011, è stata premiata a Rimini, e poi anche la Lido perché è comunque una birra chiara, facilmente bevibile, non troppo amara, quindi un prodotto che può essere abbinato bene a qualsiasi altro gusto e la vendiamo molto molto bene. E poi diciamo in successione tutte le altre, però la Flavia e la Lido sono sicuramente quelle più vendute, diciamo, quelle più apprezzate. Durante la manifestazione Golfo da Mare non potevano che mancare i dolci e siamo in compagnia con Ciro. Parlaci dei dolci che producete, chi siete? Sì, noi abbiamo una produzione di dolci tipici sardi, anche pasta fresca. Oggi in particolare abbiamo portato i dolci in nostra produzione, sono dolci artigianali al 100%, materie prime selezionate sempre fra produttori locali, proprio per assicurare che il prodotto sia tipico sardo al 100%. Bene, vogliamo citarne alcuni che abbiamo qui davanti a noi. Oggi sì, abbiamo portato i papassini, le formaggelle, gli amaretti, le trecine, quindi gli acciuledi e le origliette, e poi abbiamo portato anche un piccolo assaggio dei nostri biscottini al cocco, che sono una delle nostre particolarità. Zemina di Nuoro in compagnia con Bruno Mulas. Paolo Moro.
Bene, Bruno, parlaci delle tipologie di birra che avete all'interno del vostro stand e quelle che producete. Allora, noi abbiamo 5 birre adesso montate. Come birrificio non abbiamo una linea ben definita come genere, e quindi qui oggi abbiamo una IPA, una Golden Ale, una Bitter Ale in stile inglese, una Double e una Stout. Diciamo che la scelta delle birre viene un pochino anche sul gusto del mastro birraio, che in questo momento non c'è. Cerchiamo di avere però una varietà di tipologie di birra che possono andare incontro alle diverse tipologie che possono anche piacere alla clientela, ecco. E quindi abbiamo una IPA che è una birra più fruttata, più strutturata, una Golden Ale, una birra più classica che aiuta anche l'utente medio che magari non è abituato alle birre artigianali ad avvicinarsi a questo nuovo mondo delle birre artigianali, passando dalle birre commerciali. Una Bitter Ale in stile inglese, che è una birra molto morbida che richiama proprio lo stile inglese da pub. Una Double, che invece è una birra molto più impegnativa, una birra da 7 gradi molto fruttata, che è una birra più da meditazione, e una classica Stout per completare, diciamo, il bouquet delle birre che possono essere offerte anche alla ristorazione o ai locali che la vendono. Bene, motivo d'orgoglio anche di avere soprattutto in produzione un tipo di birra in Sardegna. Voi la producete quindi nel cuore dell'isola, sì, specificatamente a Nuoro, che poi praticamente va anche esportata e conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo una birra, diciamo, prodotta in Sardegna. Sì, una birra, diciamo, come primo birrificio sardo a Nuoro, diciamo, come prima produzione. Siamo nuovi come birrificio, quindi ci stiamo facendo conoscere un po', abbiamo già iniziato, diciamo, in centro città e piano piano nei dintorni. Abbiamo iniziato anche qualche contatto, diciamo, nella penisola. Il nostro obiettivo ovviamente è ingrandirci e esportare fuori, perché comunque la Sardegna offre quello che offre. Farci conoscere, diciamo, oltre mare. Oltre mare, esattamente, quindi il nostro obiettivo è quello, però certo farci conoscere più in Sardegna è un orgoglio nostro, quindi siamo anche orgogliosi, insomma, di offrire ai sardi un prodotto, diciamo, fatto in Sardegna, totalmente Sardegna. DOC 4 Muri. DOC 4 Muri, esattamente. Cos'è questo anello famoso? È un oggetto, un cerchio, che una popolazione, anzi più popolazioni dell'Oceano Pacifico si erano donati, l'avevano spezzato in due, una parte andava a una popolazione, un'altra parte andava, un po' come i ciondoli di oggi, che ci sono i cuori, un pezzo di cuore lo prende il fidanzato, l'altro pezzo di cuore lo prende la fidanzata, no? Quei ciondolini che adesso fanno. Ecco, questo anello aveva questo valore, che insieme avrebbero chiuso il cerchio, che uno senza l'altro non poteva stare, erano delle isole vicine. E stasera ho pensato a questo. Questo è un anello che noi adesso stiamo spezzando, perché l'uno non potrà fare a meno dell'altro, e che nella vita tutto serve, soprattutto questi momenti così importanti di intercultura, di scambio di pareri. Allora davvero ringrazio il Signore, perché anche la vostra cultura ha impregnato questa popolazione. Noi festeggiamo due santi a voi tanto cari, Santa Candida e San Silverio. Questo la dice lunga, di quanto noi veramente ci siamo voluti unire in questo cerchio di valori, fatto di valori. Questa è per le mie origini! Grazie!
Cari amici, è un onore presentarvi il signor Giuseppe Fasulino, che è sindaco primo cittadino di questo incantevole posto dove ci troviamo, ovvero Golfo Aranci. Grazie innanzitutto della vostra disponibilità e del vostro invito oggi per una manifestazione veramente importante e interessante, dove andremo a scoprire quelle che sono i cibi, le bevande tipiche del nostro territorio, ma soprattutto studiate appositamente per questa festività dove oggi ci troviamo. Sì, abbiamo voluto fare una giornata dove ricordiamo i cibi tradizionali di Golfo Aranci, unita a un'altra giornata storica che è il gemellaggio con Ponza, che è una delle popolazioni che ha dato origine a questo paese. Quindi in occasione di questo gemellaggio abbiamo voluto riprendere tutte quelle tradizioni, quei piatti tradizionali dei pescatori che facevano all'inizio, quando sono arrivati qui a Golfo Aranci. Bene, di pescatori se ne parla meno male, positivamente ancora tutt'oggi, perché una delle economie trainanti proprio del centro dove ci troviamo è proprio la pesca. Non è soltanto un'economia, ma è una tradizione, una cultura. Ormai il paese si è un po', diciamo che ha un po' cambiato, l'economia principale è quella turistica, però la nostra tradizione, che è quella della pesca, rimane e va valorizzata, e quindi queste manifestazioni, queste giornate servono anche per valorizzare questa cultura. Amigos che han deciso i solo tramande lontano. S'allegre tu su genere umano, se corizone ti su paradiso. Il tuo destino avrà
Sirena Francesca e sono vestita così perché rappresento il simbolo di Golfo Aranci, appunto la sirena. Abbiamo una scuola per sirene qui a Golfo Aranci, quindi diamo la possibilità, oltre che venire a osservare la nostra bellissima città e l'opera appunto sirena che emerge dalle acque del Golfo, anche di potersi trasformare per un giorno più in sirene grazie ai corsi che facciamo qua con la nostra scuola. A quello che siamo stati e alle nostre origini. Pescatori che da Ponza, da Ventotene, da Pozzuoli sono arrivati in quest'isola e hanno creato delle comunità importanti. Oggi ne abbiamo avuto alcune testimonianze forti per non dimenticare il Comune di Golfo Aranci vi dona di questo omaggio. L'abbiamo visto prima quando usciva dall'acqua, abbiamo sentito la canzone, anche l'inno di Golfo Aranci, quella canzone che abbiamo ascoltato è proprio un inno ai pescatori che da quella costa sono venuti qui a scoprire questo mare e al coraggio che questi pescatori hanno avuto nell'affrontare con quelle barche quel mare, un po' quello che hai detto tu prima nelle tue parole in Consiglio Comunale. Quindi grazie per essere venuti, portate questo ricordo a Ponza in attesa di un arrivo nuovo nostro. Grazie. La mitra, magari un altro santo qui sull'isola ancora per dichiarare le nostre credenze e le nostre tradizioni. E questa è la frase, appunto, Sindaco. Allora, con le parole del vento e il canto del mare, la Sardegna e Ponza si abbracciano con fratellanza. Gemellaggio Ponza Golfo Aranci 28/10/2017. Poi un altro dono che volevamo portare, che abbiamo portato, è appunto un cesto di tutte le nostre delizie dell'isola, nel senso che abbiamo diversi prodotti tipici. Uno tra questi è il casatiello ponzese che sta all'interno qua, che è uno dei prodotti che appunto i pescatori di Ponza portavano qui in Sardegna, naturalmente le persone più ricche lo potevano portare. Ed è un dolce che si presta alla conservazione, quindi lo mettevano, come si dice a Ponza, sotto le prue delle barche e lo portavano in Sardegna. Altre cose, il tonno, perché i pescatori di Ponza hanno perfezionato le tecniche in queste terre. E poi le uova di pesce spada, che noi impropriamente chiamiamo bottarga, in realtà sono delle uova di pesce spada che i pescatori, per conservarle, li lessavano, li mettevano sott'olio, e oggi sono diventati dei piatti tipici. Abbiamo anche altre cose tipiche che naturalmente sono meno conosciute, però queste qui sono le cose fondamentali. E oggi appunto mi stavo passeggiando con il più giovane che abbiamo delle nostre 63 persone, che ha giusto 88 anni e va per gli 89, e mi diceva che in quelle zone c'erano tutti questi pesci che loro non potevano vendere, le cosiddette granseole, che li utilizzavano perché per loro erano un danno, che invece oggi sono molto care, e dicevano che loro li buttavano perché non valevano niente. E invece oggi queste zone hanno, lui mi diceva che l'ultimo piano di casa sua l'ha fatto con i soldi della Sardegna, con i soldi dell'Aragosta, e quello invece il piano terra l'ha fatto con i soldi dei pesci spada. Quindi per farvi capire, la Sardegna per Ponza è stata un toccasana negli anni bui della nostra storia. Quindi consegniamo al sindaco i nostri prodotti tipici e nient'altro. Grazie.
Thank you.